Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon inizio di settimana che ci porta verso il Ferragosto, in regia Mattia Pizzaia e Tommaso Migot. Allora abbiamo parlato in questi giorni del traffico di Ferragosto e abbiamo raccontato anche dei gravi disagi lungo la A4 sabato ma anche ieri per colpa degli incidenti e questa mattina un altro incidente, questa volta lungo la statale Valsugana tra Povo del Grappa e Romano Dezzelino, un grave incidente, 2 auto e una moto, ben 9 i feriti, tra questi anche un bambino. È stata bloccata per alcune ore la Valsugana, sul posto per noi c'erano Mirko Cavallin e Federico Cibotto. Siamo al chilometro 46 e 100 della statale 47 Valsugana in comune di Povo del Grappa. Tra le 8:30 e le 9 di questa mattina si è verificato un gravissimo incidente con uno scontro frontale tra 2 vetture e anche una motocicletta che seguiva uno dei 2 veicoli. Una decina le persone coinvolte, gli occupanti delle 2 vetture e il motociclista. Un bambino di 2 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, qui è intervenuta la polizia locale dell'Unione Montana Bassanese, la vettura proveniente da nord con targa austriaca ha invaso la corsia opposta da cui arrivava l'altra automobile con targa italiana con a bordo la famiglia di 3 persone, padre, madre e il bambino appunto che è stato portato in ospedale. Dietro questa vettura c'era la motociclista, a sua volta rimasta coinvolta nel sinistro. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni con deviazioni sul posto da parte degli agenti della polizia locale che stanno rilevando il sinistro. Una situazione purtroppo che in quest'area, qui la strada è a 4 corsie, 2 per senso di marcia, non è nuova, non è il primo incidente grave che infatti si verifica in questa zona. Noi siamo molto dispiaciuti del grave incidente che è successo stamattina e come amministrazione comunale siamo vicini a tutte le persone che sono rimaste coinvolte. Col prefetto e con l'ANAS metteremo in sicurezza assolutamente questo tratto di via perché c'è molto traffico che passa per questa strada, pertanto cercheremo in tutti i modi al più presto, con l'ANAS naturalmente, di mettere in sicurezza questo tratto di strada. Il bilancio complessivo è di 9 feriti. Oltre al bimbo di 2 anni portato in codice rosso a Vicenza, altri 3 ragazzi hanno riportato traumi giudicati seri. Il padre del piccolo, alla guida della Toyota Auris, era rimasto incastrato nell'abitacolo. La madre sotto shock sarebbe invece rimasta stesa sulla carreggiata fino all'arrivo dei soccorsi. Restano da stabilire le cause dell'invasione di corsia da parte del conducente austriaco diretto verso sud. Forse un malore, un colpo di sonno o una distrazione. Fatale nel tratto in cui le 2 carreggiate non sono divise da guardrail o barriere New Jersey che invece sono presenti in altri tratti. E ancora incidenti come quello avvenuto nella notte sulla strada che da Treviso porta a Bibano di Carbonera, quindi siamo al confine tra Treviso e Carbonera. Poco prima della mezzanotte un'automobile con a bordo 2 giovani, un 33enne e una 25enne, entrambi stranieri, si è ribaltata, come vediamo nello schianto mentre procedeva verso Carbonera, addirittura perdendo il motore nell'impatto. Una scena apocalittica secondo alcuni testimoni. Fortunatamente l'autista e il passeggero hanno riportato ferite non gravi, la passeggera hanno riportato ferite non gravi, quindi sono miracolati, sono in codice giallo come si suol dire, cioè feriti non in modo grave. Poco prima di questo incidente, 20 minuti prima, un 22enne di Montebelluna, ecco vediamo l'immagine, è uscito fuori strada tentando un sorpasso azzardato lungo il terraglio, andando a schiantarsi nel fosso a lato della carreggiata, portato in ospedale a Treviso con ferite di media gravità. Il 22enne non sarebbe in pericolo di vita. Versa invece in gravi condizioni in rianimazione il 44enne veneziano. Vediamo ancora le immagini che ieri verso le 18, siamo a Mogliano Veneto, alla guida di un'Honda Jazz, è stato centrato dalla Lexus di un 79enne, anch'egli veneziano, in via Torni a Mogliano Veneto. I carabinieri sul posto hanno svolto i rilievi di legge da accertare ovviamente la dinamica di questo grave sinistro. Come vedete la Lexus del 79enne ha centrato in pieno, forse immettendosi sulla strada, ha centrato in pieno questa Honda Jazz in gravissime condizioni, un 44enne veneziano. E allora, a proposito di incidenti, nelle scorse ore si è registrata la solidarietà al sindaco Mario Conte, come sapete, che è stato denunciato sulla questione Autovelox da un'associazione che si chiama Alt Velox.
È arrivata la solidarietà in questi giorni dall'Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada, che assicura un sostegno nella vicenda anche attraverso un proprio perito. Manifestare la nostra vicinanza e il nostro impegno a difendere un obiettivo fondamentale, cioè noi dobbiamo cercare di prendere partito a favore della vita, e quindi quelle misure che ci sono per il controllo, per difendere proprio, come avevo detto, il valore della vita, cioè vittime zero deve essere il nostro obiettivo. Ecco, noi dobbiamo sostenerle. Questione autovelox, solidarietà. Il sindaco di Treviso Mario Conte, denunciato assieme all'assessore De Checchi, al prefetto Sidoti e al comandante della polizia locale Gallo. A parlare è Giuseppa Cassaniti, presidente nazionale dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Dopo la perdita della figlia, soli 17 anni, nel 97, si sta dedicando anima e corpo all'impegno per la prevenzione degli incidenti stradali e la giustizia per le vittime. Appreso della denuncia del sindaco, ha schierato l'associazione al suo fianco, mettendo a disposizione un proprio perito, il dottor Leopoldo Comparini, iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Venezia. Questi autovelox, siccome non sono omologati ma sono tarati, cioè tutta questa questione, che è una questione che si deve chiarire e si deve risolvere la questione, cioè anziché dare un aiuto, cercano di creare delle contestazioni per rendere più difficile la vita di uno Stato, cioè per creare disordine. Invece noi siamo finalizzati a far sì che se c'è un problema, come per esempio il rapporto tra approvazione e omologazione, quello si può risolvere. L'associazione vuole collaborare con le istituzioni nell'interesse comune di fermare la strage sulle strade, che passa da tante azioni, anche quella degli autovelox, non per fare cassa ma per far osservare le norme. L'obiettivo della nostra associazione è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, e se vediamo che questa finalità non è ben compresa, non è ben, cioè la prevenzione non è proprio come si dice, priorità dello Stato, per noi è una priorità fondamentale. E siccome noi abbiamo sedi in diverse città d'Italia, io ho lanciato questa sfida nell'associazione, che ritorniamo a considerare l'impegno nel nostro territorio e promuoviamo una spinta per il cambiamento dal basso, cioè dai territori nei quali operiamo. E a proposito della solidarietà che è arrivata dall'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada, è arrivata poi anche la risposta e il ringraziamento di Mario Conte, che dice: abbiamo il dovere di tutelare gli utenti della strada, il controllo elettronico della velocità rappresenta un deterrente che va comunque associato a campagne di sensibilizzazione che abbiamo intenzione di lanciare insieme ad enti e istituzioni locali, e in questo coinvolgeremo anche l'associazione presieduta dalla dottoressa Giuseppa Cassaniti. L'associazione che appunto ha messo a disposizione il proprio perito, iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Venezia, proprio per dare sostegno, come abbiamo visto nel servizio, a Conte. Quindi nasce un patto anche con l'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada da parte del Comune di Treviso per la sensibilizzazione per quanto riguarda la velocità lungo le strade. Un altro tema di questi giorni, un tema che resta presente perché le temperature aumenteranno ancora in queste ore, soprattutto tra domani e mercoledì, e soprattutto nella Marca trevigiana. C'è stata una morte che probabilmente forse è legata al caldo, la morte di un uomo trovato all'interno dell'abitacolo di un furgone, forse morto da qualche giorno, colto da malore. È successo a Valdobbiadene. Senza vita, riverso sul sedile del passeggero nell'abitacolo di un furgone parcheggiato lungo la strada. La drammatica scoperta intorno a mezzogiorno lungo via Erizzo a Bigolino di Valdobbiadene, dove una giovane coppia di passaggio si è accorta del corpo dell'uomo dando immediatamente l'allarme. Si tratta di un quarantenne di Mel nel bellunese, Mimmo Tres, la cui morte, visto lo stato del cadavere, risalirebbe a diverse ore fa, almeno 10-12, se non addirittura a qualche giorno, anche se non risultano denunce di scomparsa dell'uomo per una sua eventuale prolungata assenza da casa. A stroncarlo potrebbe essere stato verosimilmente un malore legato, non è escluso, al grande caldo di questi ultimi giorni anche in Pedemontana, ma sarà una più approfondita ricognizione del corpo, se non una vera e propria autopsia, a stabilire le cause e le circostanze del decesso. I carabinieri sono intervenuti sul posto con una pattuglia. Per il momento non si sospettano cause diverse dal malore. L'auto era chiusa dall'interno e nell'abitacolo sono stati ritrovati chiavi, documenti e telefono cellulare. La salma è stata trasferita in obitorio mentre il soccorso stradale ha recuperato il furgone.
E c'è stato un fine settimana di chiamate al 118 per malori legati alla forte ondata di calore che sta colpendo la regione, colonnine di mercurio anche oltre i 35 gradi ieri e alto tasso di umidità che stanno mettendo in difficoltà la popolazione. All'ULSS 2 Marca Trevigiana circa una ventina di accessi giornalieri per malori nei pronto soccorso. Mediamente in un pronto soccorso come Treviso, che ha 100.000 accessi all'anno, 110 insomma, vabbè, abbiamo una quindicina, una ventina al giorno di ingressi legati a questa situazione. Fine settimana di continue chiamate al pronto soccorso per svenimenti e malori legati al caldo alla vigilia di una settimana che si annuncia la più rovente dell'estate con temperature prossime ai 40 gradi. Disidratazioni, sincopi, malori e perdite di coscienza improvvise le principali cause che portano le persone a chiamare il 118. L'avvertenza è sempre quella di non sottovalutare mai i sintomi preoccupanti che possono essere anche pericolosi. Confusione mentale, incapacità o difficoltà a esprimersi bene, l'evenienza di stato confusionale, temperatura sopra i 40, bisogna assolutamente rivolgersi al PS perché si può sospettare appunto un colpo di calore. Colpo di calore che può portare a convulsioni, in alcuni casi anche alla morte. È importante per questo osservare le solite raccomandazioni rivolte soprattutto a bambini e anziani. Non uscire nelle ore più calde della giornata, bere almeno 2 litri d'acqua al giorno e mangiare più frutta e verdura per reintegrare i sali minerali persi con il sudore. Un sistema insomma che permetta di in qualche modo fare asciugare il sudore, che è un meccanismo naturale che toglie temperatura, quindi l'evaporazione del sudore dalla pelle riduce la temperatura corporea. È chiaro che, come dicevamo prima, bisogna monitorare. Il metodo semplice, guardate, è quello di guardare l'urina. Se l'urina è gialla oro, gialla scuro, non va bene, bisogna che l'urina sia il più bianca possibile, quindi vuol dire che stiamo bevendo abbastanza. Ad aumentare la presenza di accessi al pronto soccorso in quest'estate rovente anche la presenza massiccia di virosi che solitamente non si verifica con l'incidenza di quest'anno nei periodi estivi. Abbiamo una serie di malattie infettive che normalmente in estate sono più rare, che però stanno riprendendo vigore, influenze, Covid eccetera, perché gli anni di isolamento, gli anni di lockdown hanno portato a una relativa riduzione dell'immunità, diciamo, delle persone. E c'è il lutto, siamo nel Padovano, a Padova, nel mondo dell'imprenditoria appunto padovana. È mancato per un attacco di cuore uno dei più noti panettieri della città e della provincia, Luca Vecchiato. Per decenni ha rappresentato la tradizione e l'innovazione nell'arte della panetteria a Padova. È mancato improvvisamente a 55 anni Luca Vecchiato, per molti anni rappresentante della categoria per Ascom e conosciuto in città come il re dei panettieri. Fatale un infarto ieri in tarda mattinata, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Una famiglia di panificatori, quella di Vecchiato, originari di Vigonza, che ha iniziato a sfornare pane nel 1889 con Serafino, poi con Ferdinando e successivamente con nonno Ferruccio e papà Gianfranco. Nel 1978 il trasferimento nella sede di Piazza della Frutta. Da tutti conosciuto come un innovatore, aveva trasformato le sue panetterie in veri e propri locali con plateatici. Gestiva anche il bar bistrò all'interno del centro culturale San Gaetano. Imprenditoria e sociale. In periodo Covid è stato anima di molte iniziative di solidarietà, portando anche i suoi prodotti ai medici impegnati negli ospedali nei giorni difficili della pandemia. Tutta la città lo saluta con affetto, dal sindaco Sergio Giordani ai rappresentanti delle categorie economiche. La morte improvvisa di Luca Vecchiato ci ha colto tutti di sorpresa. Perdere un amico, un collega in questo modo mi sembra che sia veramente qualcosa di tristissimo, specialmente quando perdi una persona che era molto impegnato sia sulla vita associativa che anche sul sociale, ma una persona, un innovatore sempre nel settore della panificazione, un uomo che si è sempre speso anche per la città, per dare sempre un aiuto quando c'era bisogno, quindi me lo ricordo con affetto, ma lo ricordo anche come una persona che mi ha sempre dato carica, che mi ha sempre stimolato nell'andare avanti, nel cercare sempre di dare quel qualcosa in più che era richiesto.
È una tragedia in Croazia, un 52enne di Limena, Denis Mioz, è morto a seguito di un malore mentre era in vacanza con la compagna a Pola. La coppia aveva noleggiato una barca, stava facendo una gita, il 52enne si è tuffato in mare quando ha accusato un malore e inutili soccorsi. Mioz è morto in pochi minuti e forse a causa di un infarto. La salma sarà rimpatriata nelle prossime ore per definire la data dei funerali. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torniamo fra poco, ma in qualche modo è cronaca anche questa. Torniamo a parlare della peste suina che mette paura in Veneto. Allora il contributo del nostro Francesco Ratai. Siamo in compagnia di Maurizio Antonini, che è direttore regionale e provinciale di Padova della CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori. Siamo qui nuovamente con lui per parlare di peste suina, perché come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ci sono stati dei focolai in Lombardia e in Emilia, 2 regioni confinanti con la nostra. Il direttore Antonini ci aveva detto: attenzione, è a 90 km la peste suina, quindi c'è molta preoccupazione per gli allevatori. È arrivata anche una nota della Commissione europea che dice l'Italia non sta facendo abbastanza in tema di peste suina. È così, direttore? Beh, sicuramente è così, perché dobbiamo dire una cosa importante. Oggi la peste suina doveva essere un elemento negativo su un'area specifica, partita Liguria, poi Piemonte, e doveva bloccarsi. Non sono stati fatti le cose corrette, perché se oggi siamo a 90 km, la peste suina a 90 km dai confini nostri della regione Veneto, evidentemente manca qualcosa. Cosa ci dice la comunità? La comunità ci dice: manca il coordinamento, è un elemento determinante, cioè le regioni devono coordinarsi, manca il controllo della peste suina. Oggi arriva una comunicazione da parte dell'ASL in cui a livello ministeriale vengono vietati lo spostamento dei suini fino al 19 di agosto su tutto il territorio nazionale. Ma è importante, blocchiamo tutto, non è un problema questo. Il problema è che oggi si stanno dando molti elementi negativi ai suini, che sono anche animali sani, e si è fuori controllo per quanto riguarda invece i cinghiali e per quanto riguarda tutte le specie selvatiche. E questo è l'aspetto negativo su questo. La comunità ci dice: dovete far di più, e noi siamo consapevoli del fatto che oggi a livello ministeriale si deve sicuramente far di più. Ecco, un po' come era successo col Covid, in cui all'inizio le regioni andavano un po' autonomamente, senza un coordinamento. La stessa cosa probabilmente è successa con la peste suina. Ah sì, è successo proprio questo. Ogni regione fa del suo meglio, cerca di trovare le soluzioni adeguate. Il Veneto ha fatto sicuramente e sta facendo sicuramente la sua parte. Io ritorno a dire che per il controllo dei cinghiali ci deve essere anche un contributo specifico sulla cattura di questi, e quindi dobbiamo intervenire in maniera importante, perché ricordiamo ai telespettatori che sono i cinghiali che sono la fauna selvatica che trasmette la peste suina agli nostri allevamenti. Noi come agricoltori abbiamo fatto grossi investimenti sulla biosicurezza per quanto riguarda gli allevamenti, le ricensioni. Tutto questo è sufficiente? No, non è sufficiente. Ci devono essere elementi e una politica forte che coordini, ma soprattutto che diano finanziamenti anche per il controllo del cinghiale. Ecco, quindi il controllo, ricordando che la peste suina non è dannosa direttamente per l'uomo. Così Francesco Ratai, dalla peste suina alla piaga che non si chiude, quella delle predazioni dei lupi sulle malghe, all'interno delle malghe, in questo caso dell'altopiano di Asiago, il viaggio di Vanessa Banzato tra la disperazione dei malghesi. Da quando che sono qua? 5. Da quant'è qua lei? Del giorno 4 luglio. 5 sono le bestie di Bruno Lain sbranate dai lupi in poco più di un mese. Abbiamo fatto tappa nel nostro viaggio tra le malghe dell'altopiano messe in ginocchio dalle continue predazioni dei lupi a Malga Busafonte sul Monte Mazze in comune di Lugo di Vicenza. 5 capi sbranati e 5 dispersi.
Per la paura? Paura è tutto. Fa passare la voglia di star qua? Fa passare proprio la voglia e andiamo a casa. Lain non ce la fa più, ha deciso con dispiacere di chiudere la malga e lasciare la montagna. Non si può andare avanti così. Vi sentite abbandonati voi dalle istituzioni? Sì, quei lupi così come si fa? Si mantiene i lupi e basta. Non si può andare avanti. Non sapete più cosa fare voi? Appunto, e anche ieri sera dalle 7 fino alle 11:30 sono stato sul campicolo. Per essere sicuro, per proteggere le bestie? Per proteggerle. C'è tanta amarezza, vero? È troppo. È troppo. Quando è che pensa di tornare a casa? La settimana prossima. E lei di dov'è? Io sono da Villafranca Padovana. Chiudete tutto e tornate a casa, alla vostra stalla? Poi forza. Non si può andare avanti così. Anche il turismo adesso hanno paura di andare a funghi e tante cose. E se va così le montagne va abbandonate. Questo è il rischio maggiore, che la montagna muoia. Appunto entra tutto il bosco, come che è già dietro. Dalla disperazione del malgaro che appunto dice chiudo tutto e vado via, vediamo invece, torniamo a parlare del caldo. Abbiamo visto il boom di accessi e di interventi del pronto soccorso, soprattutto nella Marca trevigiana. Ricordiamo il picco tra domani e mercoledì e la Marca è sorvegliata speciale da questo punto di vista. Già ieri però tante le persone che per sfuggire dal caldo si sono riversate alle grotte del Caglierona a Fregona, dove si trova Marta Marangon. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, come vedete dalle immagini che sta realizzando in questo momento Alberto Pivetta, il flusso è continuo. Qui siamo nella prima grotta, quella più vicina all'ingresso, e già insomma il numero di persone, come vedete, è consistente. Un flusso di turisti che ha stupito il paese, che addirittura ieri, che era domenica, è stato letteralmente preso d'assalto, sia da persone che dalla pianura erano salite fin quassù in cerca di un po' di refrigerio, sia anche di tantissimi turisti. Qui con me Giacomo De Luca, sindaco di Fregona. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, un anno che si preannuncia davvero eccezionale per questo territorio. Veramente eccezionale, siamo stati invasi, è la parola giusta, invasi dai cittadini, e questo ci fa piacere, perché vedere tante nazionalità, di tutte le nazionalità, siamo diventati mondiali, si può dire. Veramente ci rallegra e ci sprona a migliorare sempre di più. Ecco, quali sono le caratteristiche di questo sito che lo rendono così unico? Ma è tutta pietra arenaria, è stata scavata dal fiume Caglieron, dove c'è proprio l'uscita e si vedono la grotta principale col tetto sopra, ma tutte le altre grotte sono state operate e fatte dai nostri scalpellini di Breda. Breda è la località dove siamo adesso, del comune di Fregona. Scalpellini esperti, richiesti dappertutto, che hanno scavato la pietra, enormi massi da cui ricavavano i davanzali e tutti gli stipiti delle varie ville venete che ci sono in giro. Quindi insomma un po' tutte le ville venete parlano Fregona. Parlano fregonese e questo ci fa onore. Ecco, dal punto di vista geologico e climatico invece qual è, sindaco, la particolarità che le rende così particolarmente gettonate in queste giornate davvero torride? Sia d'estate che d'inverno, perché d'inverno non c'è troppo freddo, d'estate dentro nelle grotte la media dei gradi è 10 gradi, l'umidità costante e perfetta sia d'inverno che d'estate, per quello che sono gettonate. Dentro si sta veramente fresco. E cosa volete? Quindi si cerca il fresco, specie in questo periodo qua, e d'inverno si cerca un po' di più mite, che il clima sia più mite, quindi siamo pieni sia d'estate che d'inverno, questo è un buon segno. Ecco, questa grotta qui è quella che utilizziamo, che abbiamo utilizzato per fare i teatri. Abbiamo fatto una rappresentazione dell'Inferno di Dante, devo dire che è stato un successo, non un successo, un successone che dobbiamo replicare per forza.
Ecco, tante persone che arrivano, ovviamente è un aspetto molto importante, anche perché chiaramente il turismo fa da importante volano per quella che è l'economia del territorio, ma anche dei problemi nella gestione di un flusso così importante di persone. Certo, noi cerchiamo un flusso di persone che non sia toccata e fuga, vogliamo che restino qui perché abbiamo tante altre bellezze e tante altre cose da gustare, il torchiato di Fregona, la Boschera, che è un vino quasi uguale al Prosecco, molto più acido, un po' anche più buono e con meno grado, che si può bere tranquillamente e al fresco d'estate soprattutto. Dopo abbiamo il Cansiglio, la foresta del Cansiglio, abbiamo il Monte Pizzocco, da dove scende questa arietta tutte le sere che ci tiene molto, molto fresco quelli di Fregona, quindi tutti anche quelli che vengono. Quindi vogliamo creare recettività, quello che manca è recettività, e anche le strade devono essere messe a posto. Purtroppo un comune di 2500 abitanti non è che possa avere le risorse per fare questi soldi, abbiamo bisogno degli enti sovracomunali che ci diano una mano, che capiscono l'importanza per il turismo di questa zona. Ecco, viabilità e parcheggi sono infatti un po', no, la nota dolente. Perché prima di tutto non era pensabile, tutte le buone prospettive, però pensabile un arrivo così importante di gente. Adesso stanno apprezzando le nostre grotte, noi da tanti anni che le apprezziamo, perché io fin da bambino venivo a nuotare, a cercare di nuotare, che non si poteva una volta, quindi noi la sappiamo, ma anche gli altri adesso cominciano a apprezzare questa zona. Allora Nicola, dalle grotte del Calieron, da questo fresco piacevole, vi restituisco la linea. Grazie a Marta Marangon, grazie al sindaco, grazie a Alberto Pivetta che era insieme a te. Allora chiedo alla regia, andiamo subito in pubblicità, poi rientriamo in diretta. Rieccoci in diretta, ripartiamo da Jesolo, ripartiamo dalla questione sicurezza. Come sapete in questi giorni c'è stata l'individuazione da parte della polizia sabato di 3 giovanissimi trevigiani che avevano seminato il panico sul lungomare a Jesolo, e c'è anche il monito dello stesso sindaco di Jesolo che dice chi vuole venire a fare casino, tra virgolette, a Jesolo per Ferragosto non è bene accetto e non sarà bene accetto. Dacci tutto quello che hai, la frase con minorenne si è sentito dire da 3 coetanei che lo hanno prima cerchiato e poi minacciato con un coltello. I fatti nella notte tra il 5 e il 6 agosto sul lungomare Sofia Loren a Jesolo, con i baby rapinatori che dopo essersi fatti consegnare una cintura griffata e pochi spiccioli sono scappati. Una fuga la loro che è durata ben poco. Gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti infatti a rintracciarli e identificarli sempre nella città balneare. Si tratta di 3 soggetti giovanissimi, uno poco più che maggiorenne, nato a Treviso ma residente a Spilimbergo, gli altri 2 minorenni, uno di Treviso città, il terzo una ragazza dello Pitergino. L'accusa è quella di rapina e di loro si sta occupando anche la Procura dei minori di Venezia. Nei confronti dei 3 intanto sono stati emessi alcuni provvedimenti, un foglio di via da Jesolo per 3 anni per il maggiorenne e 2 DASPO urbani per i minori di 2 e 1 anno, misure che per il primo cittadino fanno la differenza. La cosa importante, e questo è quello che un po' diciamo, è che quando succede qualcosa che c'è la prontezza da parte delle forze dell'ordine di intervenire, questa c'è, ma soprattutto ci sia una politica di allontanamento dal territorio in maniera tale che passi il messaggio chiaro che se uno vuole venire a Jesolo per fare casino, per commettere anche dei reati, non è benvenuto e in qualche maniera la paga. Resta da capire se i ragazzi in questione siano gli stessi che hanno colpito nelle sere scorse anche a Zenson di Piave, sempre armati di un coltello, alla ricerca di spiccioli facili da usare alle giostre. Vittima in quel caso era stato un 60enne, papà di una ragazzina intimidita poco prima. Segnalazioni sono arrivate anche da Fossalta. In attesa di chiarire eventuali relazioni e incrociare le informazioni, da Jesolo si sottolinea come la maggior parte di reati commessi da minori, tra l'80 e il 90%, sia perseguito. Dal sindaco in vista del Ferragosto parte un messaggio chiaro. Questo è un messaggio che diciamo chiaramente: a Jesolo chi vuole venire a far casino o a non rispettare le regole non è benvenuto. E il monito arriva anche da un altro sindaco, la sindaca di Monastier Paola Moro, che dopo i fatti di Zenson li ha citati
Cristian Arboiti nel servizio, bisogna capire se i giovanissimi individuati a Jesolo siano gli stessi che hanno colpito già a Zensona e anche a Monastier. Dopo i fatti di Zensona, la sindaca di Monastier Paola Moro annuncia il potenziamento dei controlli in occasione della imminente partenza della sagra dell'Assunta. In occasione dell'apertura prossima della sagra di Monastier ho allertato e informato gli organizzatori e quindi anche i volontari di segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi episodio anche di particolare maleducazione. È perentoria la sindaca Paola Moro che, alla luce dei fatti di Zensona, dove delle ragazzine sono state brutalmente aggredite insieme al padre di una di queste solo per avere in cambio del denaro, ha deciso di potenziare i controlli e allertare tutti i volontari che da settimane lavorano all'organizzazione della tradizionale sagra dell'Assunta. A loro il compito di vigilare e segnalare alle forze dell'ordine ogni comportamento scorretto. Dare un segnale a queste bande di ragazzi che le forze dell'ordine ci sono, le istituzioni ci sono e non tolleriamo simili comportamenti. Sicuramente dopo i fatti che sono avvenuti siamo un po' più preoccupati, ci stiamo attivando per trovare delle soluzioni adeguate a questi problemi. Sicuramente vigileremo, metteremo del personale addetto alla sicurezza e al monitoraggio anche degli spazi esterni durante la sagra, durante l'evento, ma anche prima e dopo dello stesso, quindi anche probabilmente anche di notte. Fatti quelli di Zensona che preoccupano non poco anche la cittadinanza. È giusto vigilare, sì, e anche farli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non è possibile che dei ragazzini siano arrivati a questo. Molto probabilmente non ci sono i genitori dietro a questi ragazzi. Sorvegliare sì, però il primo deve partire dalla famiglia, la prima sorveglianza. Al lavoro tra tavoli, banconi, panche e giostre più di 150 volontari tra giovanissimi e meno giovani che si stanno dando da fare per rendere la piazza di Monastier un luogo accogliente. Tra loro la preoccupazione che un punto di ritrovo come la sagra possa diventare terreno fertile per aggregazioni di gruppetti poco inclini al rispetto degli altri e delle regole. Timore che aleggia da anni all'interno dell'organizzazione, soprattutto tra chi ci racconta di sorvegliare fino a ben oltre l'orario di chiusura lo stand della pesca per paura di qualche possibile furto o atto di vandalismo. Questi episodi accadono sempre con più frequenza e quindi io credo si debba prendere in considerazione di innalzare un po' l'asticella sia sotto il profilo della repressione e del contenimento naturalmente di questo, ma anche sotto il profilo educativo. Non smetteremo di fare delle proposte, però io sono convinta che ci voglia qualcosa di più strutturato, bisogna mettere delle risorse in campo a livello sia locale che nazionale e dare degli strumenti ai ragazzi per comprendere appunto di essere parte di una società che può dare loro molto, ma che anche pretende appunto il rispetto delle regole. Questo a Monastier. Abbiamo parlato prima di Jesolo con l'allarme sicurezza, l'allarme baby gang. Ritorniamo nel litorale perché nei giorni scorsi, come sapete, non è andato in scena nella maggior parte del litorale veneto se non a Rosolina e a Sottomarina lo sciopero, la protesta, meglio la serrata degli ombrelloni. L'abbiamo parlato a lungo, ma invece a Cavallino Treporti potrebbe andare in scena uno sciopero diverso, quello dei bagnini, e quindi c'è un Ferragosto un po' a rischio da questo punto di vista. Ce ne parla da Cavallino Treporti il nostro Filippo Fois. Che succede? Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto vi presento subito il nostro ospite che è William Dalla Francesca, il quale gestisce un'importante agenzia di salvataggio a circa 200 bagnini tra Cavallino Treporti, da dove vi stiamo parlando, e Jesolo. Quello che è successo è che, diciamo, se il bagnino non fa il suo dovere, lo dico molto in volgare, prende una multa dalla Capitaneria di Porto. Sono multe molto salate perché superano, anche se di poco, i 1.000 euro, per cui si mangiano quasi 2/3 dello stipendio dei bagnini. E in questa stagione diciamo che di multe ce ne sono state parecchie e c'è un po' di malumore nella categoria. Sì, c'è parecchio malumore nella categoria. I ragazzi minacciano sciopero perché sono qui per lavorare, hanno importanti spese
spese di alloggio, formazione e tutto, e non possono rischiare 1.000 euro per ogni infrazione. Questo è un problema grosso. Noi abbiamo avuto modo, naturalmente lei prende un po' le parti anche dei suoi dipendenti, abbiamo avuto modo di sentire da alcuni che ci sono state delle multe, insomma per 3 minuti di ritardo, per esempio 1.000 euro di multa, perché stava parlando al cellulare, tra l'altro per cose di lavoro altri 1.000 euro di multa, per cui anche per peccati veniali potremmo dire. In realtà sì, purtroppo gli agenti fanno il loro dovere, cioè il problema grosso è che le sanzioni sono di 1.000 euro, perché se la sanzione fosse di 20 euro, 30 euro come un divieto di sosta andrebbe tutto bene, uno la paga e basta, ma partendo da 1.000 euro ognuno fa il suo dovere, di fatto però chi prende 1.000 euro di multa prende la porta e va a casa. E tra l'altro non è facile trovare bagnini. Assolutamente, allora mancano 140.000 collaboratori nel comparto turistico solo in Veneto, mancano tantissimi bagnini, quindi un eventuale bagnino che va via lascia un buco molto importante, non ricopribile, e quindi un problema di sicurezza. C'è che gente che arriva da molto lontano che per farsi la stagione? Ormai sì, ormai 3/4 dei ragazzi sono da fuori, dal sud Italia, dalle isole, da tutta l'Italia e anche dall'estero, perché il personale di Cavallino non è più sufficiente a questa importante richiesta che c'è. E quindi questi ragazzi si pagano alloggio, si pagano il vitto, spese di viaggio e tutto, e proprio non possono rischiare questi 1.000 euro. Allora, naturalmente, come ricordava anche William Dalla Francesca, esiste un regolamento e chi lo fa rispettare sta semplicemente facendo il suo dovere. Quello che si chiederebbe però sarebbe una lieve un po' flessibilità, diciamo, di applicarlo con un po' di buonsenso, mi verrebbe da dire. Ecco sì, il punto d'incontro potrebbe essere questo, capire la gravità dell'infrazione e magari essere comprensivo / diciamo tollerante per le infrazioni minori, che si potrebbero risolvere con una tirata d'orecchie e una chiamata in camera di porto in cui il ragazzo capisce cosa ha fatto e sa come comportarsi in futuro. Poi la seconda e terza volta ovviamente la sanzione ci sta tutta. Certo. Bene, vedremo come andrà a finire a Ferragosto, sperando naturalmente di scongiurare. Chiaramente ci vorrebbe il permesso della prefettura, non è detto che arrivi nel caso volessero scioperare, però insomma naturalmente noi vi terremo aggiornati. Intanto ringraziamo William Dalla Francesca e da Cavallino Treporti è tutto, a te la linea. Grazie a Filippo Fois, grazie al tuo ospite, grazie a Simone Merlo con te. C'è dunque un Ferragosto a rischio da questo punto di vista, c'è il Ferragosto a rischio sempre per chi va in vacanza e lascia le case, diciamo, sguarnite, perché purtroppo l'abbiamo raccontato e continuiamo a raccontarlo, dei ladri che svaligiano le case delle persone in vacanza. A Padova un poliziotto libero dal servizio ha scoperto e bloccato in tempo 2 giovanissimi ladri che stavano cercando proprio appartamenti da svaligiare. Erano pronte a svaligiare gli appartamenti vuoti per le vacanze le 2 giovani donne fermate in via Crescini a Padova da un poliziotto delle volanti fuori servizio. L'agente aveva notato le 2 donne aggirarsi con fare sospetto all'interno di un'area condominiale e così ha chiesto l'intervento di una pattuglia. Le 2 giovani sono risultate essere una croata di 24 anni con precedenti per furto e tentato furto, una ventenne serba incinta destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania a gennaio di quest'anno per tentato furto con scasso in abitazione. Le 2 ragazze si sono giustificate dicendo di essere entrate nel cortile per consumare un pasto, ma nelle loro borse sono stati ritrovati 3 cacciaviti, una forbice, una chiave inglese e una sagoma di plastica tagliata appositamente per essere utilizzata come apriporta. Tutti gli arnesi da scasso sono stati sequestrati, le 2 giovani sono state denunciate. La 24enne croata solo 5 giorni fa era stata denunciata a Treviso proprio per essere stata trovata in possesso di arnesi per lo scasso. In passato era stata arrestata più volte mentre stava rubando in abitazioni in numerose province del nord Italia. La ventenne incinta invece era ricercata per un furto aggravato commesso in Germania. Deve scontare una pena che va dai 5 ai 10 anni di reclusione, così è stata portata in carcere a Verona. E poi c'è chi finisce arrestato anche per aver rubato della frutta tra i banchi di un supermercato, sempre a Padova. Ha minacciato e tentato di aggredire i dipendenti di un supermercato di Padova che lo avevano scoperto mentre stava rubando della frutta dal banco. Un 35enne straniero è stato arrestato dai carabinieri, allertati dal responsabile del supermercato. Il ladro, alla vista dei militari, ha tentato di reagire minacciando anche loro e tentando di opporre resistenza. Alla fine però l'uomo è stato calmato e arrestato. La frutta è stata restituita al negozio. E siamo nel Vicentino, controlli di vicinato, restiamo in tema, conclusa la prima serie di assemblee pubbliche nelle scorse settimane, si riparte a settembre, sono 8 i gruppi cittadini attualmente attivi nel territorio. A Vicenza.
Dalle segnalazioni di spaccio e consumo di stupefacenti al conferimento illecito e abbandono dei rifiuti, a situazioni di sporcizia e degrado, al danneggiamento o abbattimento della segnaletica stradale. Segnalazioni raccolte che dal 2022, dall'attivazione della piattaforma Io Segnalo, sono state 140, strumento usato dai cittadini attivi sul territorio per dare un contributo alla sicurezza. Cittadini attivi attraverso il controllo di vicinato, di cui si sono concluse le prime assemblee pubbliche. Si rilancia così l'attività dei gruppi, 8 attualmente nel territorio. A settembre altri appuntamenti andranno a completare un primo giro di incontri organizzati dal Comando della Polizia Locale di Vicenza in collaborazione con i coordinatori dei gruppi. Abbiamo deciso di rinforzare il percorso del controllo di vicinato che era già stato avviato dalla precedente amministrazione e quindi anche di far nascere nuovi gruppi laddove ci sono cittadini disponibili in alcuni quartieri per farli partire, rafforzare ulteriormente il rapporto tra la polizia locale e questi gruppi laddove già esistono e quindi codificare anche un percorso per le segnalazioni perché siano efficaci. È un'attività che sta dando risultati, che sta dando importanti novità, per esempio sulle attività e le segnalazioni sullo spaccio in alcuni quartieri, e quindi è un'attività che porteremo avanti. Obiettivo degli incontri è stato quello di presentare il progetto e le sue finalità, le modalità di segnalazione e di confronto con la polizia locale e le altre forze dell'ordine e raccogliere indicazioni da parte della cittadinanza. L'iniziativa del controllo di vicinato è nata nel 2019 per le zone di Parco Città, Sant'Andrea, Santa Lucia e Borgo Scroffa, via Allende, via Adenauer, San Giuseppe, Parco Fornaci, Campo Marzo, Piazza Castello, zona del Quadrilatero e Piazzale Bologna. Nel 2023, con il rinnovo del protocollo d'intesa tra la Prefettura e il Comune di Vicenza, il progetto è stato esteso a Laghetto, Monte Crocetta, Monte Berico, Strada della Commenda e Strada dei Templari. Intanto, sempre a Vicenza, la Questura ha approntato uno speciale servizio di vigilanza concordato con la Prefettura per queste giornate delicate. A ridosso della settimana di Ferragosto, a non andare in vacanza sono sicuramente ladri e truffatori che approfittano di questo momento per visitare le case lasciate incustodite e soprattutto gli anziani rimasti soli. Per questo l'apparato di sicurezza approntato dalle forze dell'ordine non abbassa la guardia, anzi, e i risultati si vedono soprattutto per quanto riguarda i furti. Noi abbiamo registrato rispetto al 2023 una riduzione da 125 a 100 furti in abitazione nella città di Vicenza dal periodo che va da aprile ai primi giorni di agosto di quest'anno. Un buon segnale. Un buon segnale, abbiamo intensificato i controlli, probabilmente le vittime o diciamo coloro, le prede, le potenziali stanno cominciando a porre in essere tutti quegli accorgimenti che innalzano l'attenzione e quindi le difese delle loro abitazioni. Se i furti nell'ultimo anno calano quasi del 20%, sono le truffe a non subire flessioni, una sessantina i casi denunciati. Su questo aspetto i dati sono stazionari, ma non per questo sono meno, allarmanti per noi. Le tecniche e le procedure per approcciare le vittime, ahimè, sono sempre le stesse. Quello che noi diciamo, soprattutto alle persone anziane, è di diffidare da approcci improvvisi che arrivano da persone sconosciute. L'età media è all'incirca di 60-65 anni, ma abbiamo registrato anche truffe, soprattutto sul mercato degli acquisti online, di giovani trentenni vicentini che evidentemente cadono nelle rete di questi truffatori. I truffatori, oltre all'uso di tecniche tradizionali consolidate, si distinguono per il costante aggiornamento tecnologico affidandosi ai social e all'intelligenza artificiale. Utilizzano anche delle app con sistemi di intelligenza artificiale grazie alle quali simulano per esempio la presenza all'altro capo del telefono di interlocutori che a volte si fingono per avvocati o notai e promettono loro o guadagni facili o pericoli contro i quali ovviamente loro agiscono. Importare e segnalare l'accaduto velocemente chiamando il 113 anche per una semplice verifica. Essendoci meno persone in giro, l'allarme che può essere lanciato da una vittima può essere raccolto con maggiore ritardo, quindi proprio per questo noi intensifichiamo sia i servizi con le nostre pattuglie, con i colori della Polizia di Stato, ma anche con servizi in borghese che vanno ad intensificare il pattugliamento del centro e della periferia.
La gente che va in vacanza e che magari fa qualche escursione e rischia la vita. Allora l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia ieri ha recuperato un anziano rimasto incrodato in un sentiero tra Col Visentin e Lago Morto. Siamo nel Vittoriese. L'uomo è stato portato in salvo. Durante un'escursione si era smarrito uscendo dal sentiero e rimanendo appunto incrodato. L'intervento dell'elicottero Drago 149, dopo essere rimasto bloccato, l'anziano aveva infatti dato l'allarme con il suo telefono. I vigili del fuoco hanno fatto subito intervenire l'elicottero. Vediamo le fasi proprio del salvataggio. Individuato in pochi minuti, l'escursionista è stato raggiunto da un elisoccorritore che l'ha imbragato, entrambi poi verricellati e portati a bordo dell'elicottero. È stato poi sbarcato in una zona sicura a Farra dal Pago. Abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questo periodo anche di tanti escursionisti fai da te, troppi escursionisti fai da te che rischiano la vita. Allora, come si suol dire, repetita iuvant, i consigli da parte del soccorso alpino. Chiediamo di avere un'attenzione particolare nel preparare la gita, nel valutare il tipo di sentiero. Non forziamo la mano, specialmente i primi giorni che veniamo in Dolomiti, cerchiamo di farlo con progressione, abituando il nostro corpo anche ad un ambiente che non è quotidiano. Un invito a valutare razionalmente un'escursione per affrontarla nel modo migliore. Sono i giorni che anticipano il lungo ponte di Ferragosto e la montagna è presa letteralmente d'assalto dai turisti, troppo spesso impreparati, come abbiamo ampiamente documentato nelle cronache degli ultimi mesi. La cosa più importante da portare è la testa, che serve per preparare lo zaino e per pianificare una gita scrupolosamente, con la consapevolezza delle proprie capacità e delle condizioni fisiche e con una attenzione particolare alle condizioni meteo. Bisogna avere al seguito le dotazioni di base, chiediamo, quindi una giacca a vento, un telo termico, un ricambio anche, e sapere che può cambiare. Quindi noi chiediamo e diciamo sempre di anticipare le gite al primo mattino, perché poi il formarsi dei cumuli nel pomeriggio può causare dei temporali, anche quando ci sono giornate di sole, ricordiamolo. Quindi facciamo attenzione, anticipiamo la gita, arriviamo al rifugio, mangiamo e rientriamo al primo pomeriggio. Buona norma indossare un copricapo, portare una crema solare ad alta protezione e liquidi. L'idratazione è fondamentale, bere, sorseggiare ogni 15-20 minuti anche se non abbiamo la sensazione della sete. Questo è fondamentale specialmente quando camminiamo con un irraggiamento solare importante, quindi cerchiamo di anticipare. Preparare la gita, valutare il sentiero, non forzare la mano, specialmente nei primi giorni di vacanza. Nel momento in cui uno si trova in difficoltà, prima che la difficoltà sia irreversibile, è meglio rinunciare? Bisogna saper rinunciare, il problema è capire quando si arriva a quel momento, quindi chiediamo di avere un'attenzione particolare, specialmente ai capi gita, alle mamme, ai papà. Ricordiamo che la gita va tarata sul meno ambiente a quel tipo di territorio, quindi tariamo queste gite sulla persona meno ambiente, quindi cerchiamo che diventi un divertimento, deve rimanere un divertimento. Poco dislivello, poca distanza, rifugi sono disponibili, è un punto d'arrivo e quindi buone gite a tutti. Un salvataggio diverso invece quello che abbiamo raccontato in questi giorni a Venezia, i due giovanissimi eroi, 17 e 18 anni, che hanno salvato la vita a un anziano per un incendio che era scoppiato in pieno centro storico a Venezia. Risentiamo la loro voce, la loro testimonianza. Tirare fuori una persona da un appartamento in fiamme, insomma, non è una cosa da tutti, però se succede non puoi tirarti indietro, comunque una persona. Ho detto devo tirarlo fuori in qualche modo, sono entrato dentro spaccando la porta e ho tirato lui fuori. Hanno 17 e 18 anni, si chiamano Diego Di Cataldo e Francesco Cagliazza e hanno compiuto un atto di straordinario coraggio. Senza esitazione hanno salvato la vita ad un 85enne portandolo fuori dal suo appartamento avvolto dalle fiamme. È stata una cosa improvvisa, cioè nel giro di pochissimi minuti siamo trovati da stare tutti in casa mia in salotto, tranquillissimi, a chiacchierare con mamma e il fratello mio, a essere sul ponte ad aspettare i vigili. Francesco, ospite a casa del suo amico Diego, ha reagito prontamente insieme a lui. Tutto è accaduto in pochi istanti, proprio all'ora di cena in Calle Racchetta. È stata Giovanna, la mamma di Diego, a percepire per prima che qualcosa non andava, sentendo l'odore acre di fumo provenire dal piano di sopra. Ho notato che il catenaccio era ancora attaccato e ho dovuto spaccarlo tirando una spallata alla porta.
e appena entrato è arrivata una rifolata di fumo che non mi ha fatto più vedere niente. Ho visto solo la luce delle fiamme provenire dalla cucina. Le fiamme sono divampate dalla cucina dove l'anziano stava preparando una frittura quando l'olio ha preso fuoco. Nel panico ha tentato di spegnere le fiamme con l'acqua. Questa reazione istintiva ma purtroppo errata ha provocato una fiammata che ha innescato l'incendio. Tra l'acqua e l'olio si era allargato tutto e ho provato a dirgli di uscire, però non mi voleva ascoltare, continuava a ripetere che doveva spegnere l'incendio, allora me lo sono caricato di peso e l'ho dovuto portare giù dalle scale. L'85enne, portato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso dopo poche ore con una leggera intossicazione da fumo. Senza il pronto intervento dei 2 ragazzi, l'anziano poteva riportare conseguenze gravi. Quando è stato portato via dall'ambulanza hanno detto che c'è stata una lieve intossicazione e quindi se non fossimo entrati si pensa che ormai poteva avere una cosa un po' più seria. Grazie alla loro prontezza e al loro coraggio, Diego e Francesco sono riusciti a salvare una vita, dimostrando che l'eroismo non ha età. Penso di aver fatto quello che devo fare, cioè il mio dovere. Sì, esatto, anch'io non mi direi sono un eroe, cioè io ho fatto quello che mi sembrava giusto fare in quel momento, perché comunque non parliamo di solo la casa, parliamo proprio di una vita umana. Complimenti a questi ragazzi. Lasciamo la cronaca, parliamo di economia. C'è un allarme che riguarda la mancanza di lavoratori, nello specifico per quanto riguarda la figura dei camionisti. L'ha lanciato in questi giorni questo allarme la CGIA di Mestre. Mancano autisti e in forte diminuzione il numero delle aziende di autotrasporto e dentro i prossimi 10 anni la metà di chi oggi guida un mezzo pesante andrà in pensione. Si stima siano 1500 i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro in Veneto, perse oltre 2000 ditte di autotrasporto. L'allarme lanciato dalla CGIA di Mestre che prevede nei prossimi 10 anni un futuro incerto per il settore del trasporto merci. Se consideriamo che l'80% delle merci viaggia su gomma, c'è il rischio che fra qualche anno tanti semilavorati e prodotti finiti non potranno uscire dai cancelli delle fabbriche dove sono stati realizzati, perché non ci saranno tir sufficienti a trasportarli a destinazione. Un problema che non riguarda solo il Veneto, ma che interessa anche tutta l'Italia e l'Europa. Un lavoro che per ritmi, lontananza da casa, stress e impegno fisico ha visto allontanarsi sempre più persone, anche per le barriere d'ingresso al mestiere. Per poter mettersi alla guida di un tir, infatti, serve la patente idonea che ha un costo che si aggira intorno alle migliaia di euro. Una difficoltà riscontrata anche da Confartigianato che da anni propone interventi e soluzioni. Sono 10 anni che denunciamo il problema. Abbiamo lanciato 2 proposte, le abbiamo lanciate 3-4 anni fa, le stiamo rilanciando, ma nessuno le prende sul serio. Quando ci sono persone in cassa integrazione, persone senza lavoro, il governo si faccia carico di fare dei corsi gratuiti per fare la patente. La seconda proposta è andare nei paesi del terzo mondo, formarli a casa loro, insegnargli un paio di lingue, italiano e inglese, dopodiché formarli per il lavoro. Non si trovano lavoratori nonostante la domanda ci sia. È questo il punto sollevato anche da Confartigianato che stima che le imprese della marca abbiano perso 269 milioni di euro di valore aggiunto. A luglio su 6.300 entrate previste di nuovi lavoratori, 3.446 hanno profili professionali difficili da reperire, pari al 54,7%. Le aziende non devono essere lasciate sole, sottolinea il presidente di Confartigianato Oscar Bernardi. È il momento di programmare politiche adeguate che coinvolgano il settore economico e sociale. Tante le pratiche che alcune aziende stanno mettendo in atto per trattenere il personale, dall'incremento dei salari attraverso super minimi alla flessibilità degli orari di lavoro, ma quanto si sta facendo, secondo Confartigianato, non è ancora abbastanza. Ancora economia perché parliamo di turismo, l'alert arriva direttamente dai sindaci, siamo sulle colline del Prosecco e stanno proliferando le strutture extra alberghiere abusive con camere offerte sui principali portali online, abusivismo segnalato anche nel capoluogo Treviso. Ex alberghiero è in aumento, c'è anche un po' malumore tra gli storici dell'ex alberghiero perché ovviamente si sentono, insomma, vedono che c'è meno flusso rispetto al resto degli anni.
e c'è un aumento dell'offerta. Sono già diversi i sindaci che stanno contattando Fondazione Marca Treviso per segnalare la presenza di nuove strutture recettive extra alberghiere, quelle stanze, per intenderci, messe a disposizione dai privati con pernottamento attraverso i portali web più comuni, bypassando così di fatto gli oneri a cui tutte le altre strutture riconosciute ed accreditate sono sottoposte. Sono i comuni delle colline UNESCO che stanno vivendo un aumento dell'abusivismo pari a quello del capoluogo. Ho qualche alert di qualche sindaco che sta scoprendo che non tutte le strutture ricettive nel suo territorio sono legali. Per andare a controllarlo ci vuole un lavoro molto capillare, lo può fare la polizia assieme al comune, quindi bisogna mettere in piedi un bel sistema. Un'offerta che rende complesso anche il tracciamento dei flussi turistici nella Marca, una partita su cui la Fondazione insiste da tempo. Ad avvantaggiare l'offerta extra alberghiera l'aumento dei costi dei competitor che hanno a carico anche il personale. L'aumento dei costi si è ribaltato sull'aumento del prezzo. 50 euro a persona nell'Opitergino Mottense, prezzo che sale fino a 110 euro nell'Asolano a stanza. A pochi giorni da Ferragosto i dati parlano del 70% delle camere prenotate, l'80% a Treviso, un dato fisiologico per Casagrande, ma su cui serve lavorare. Andare a spingere sulla parte del cicloturismo magari fluviale, penso al Sile, lavorare sull'Asolo e Montegrappa per la parte di esperienze, spingere anche verso la creazione di anche strutture che abbiano a che fare con la natura, quindi più agriturismi, più natura. Il turismo viene aiutato se non ci sono problemi legati a strade bloccate o attività bloccate dalle frane, come accade, come sappiamo, a Vittorio Veneto. Al via dal 19 agosto i lavori per la realizzazione di un bypass provvisorio per le auto nella zona delle Perdonanze, franata ad aprile, lo ricorderete, a causa delle forti piogge, decine di persone isolate da 4 mesi e mezzo, un intervento da 30.000 euro. 60.000 euro per 2 interventi immediati, quello di una sistemazione di una strada di accesso un po' più lunga e la seconda la realizzazione di un bypass provvisorio. Inizieranno il 19 agosto i lavori di realizzazione del bypass nella zona franata delle Perdonanze, collina sopra Cozzuolo. Si tratta di uno dei 3 step previsti dall'amministrazione balliana per ripristinare la viabilità nella zona franata lo scorso 2 aprile dopo le intense piogge. Intervento fortemente voluto dai residenti della zona che da 4 mesi e mezzo sono costretti a raggiungere a piedi le proprie abitazioni. Bypass che sarà realizzato grazie allo stanziamento di 30.000 euro che si aggiungeranno ai 25.000 previsti per il ripristino del sedime stradale di via San Mor, attualmente unica strada per raggiungere le abitazioni più isolate. Seguirà poi un ultimo step che prevederà l'installazione di micropali nel tratto stradale. Un intervento definitivo che verrà realizzato il prossimo anno con il contributo della Regione Veneto di 350.000 euro per la messa in sicurezza definitiva della strada. E poi, sempre nella questione, nel tema turismo, c'è da capire lo stato di salute del mare sulla costa veneta. Li ha resi noti Legambiente, 2 i siti risultati inquinati oltre i parametri. Costa Veneta peggiora lo stato di salute del nostro mare rispetto ai 2 anni passati, presentati a Caorle i risultati del monitoraggio delle acque effettuato da Goletta Verde di Legambiente. Sugli 11 punti campionati, 2 sono risultati oltre i limiti di legge. Si tratta del punto presso la foce dell'Adige, tra i comuni di Chioggia e Rosolina, e la spiaggia a destra della foce del Po delle Tolle, in località Barricata, nel comune di Porto Tolle. Un dato in peggioramento rispetto al 22 e al 23, quando tutti e 11 punti di campionamento erano risultati nella norma. La spiegazione è probabilmente determinata dalle diverse condizioni meteo. I 2 anni passati erano stati caratterizzati da forte siccità, mentre quest'anno, nei giorni precedenti ai prelievi, che sono stati effettuati il 16 luglio, si erano registrate forti piogge, contribuendo allo scarico in mare da parte dei fiumi di acque maggiormente inquinate. Alla foce dell'Adige, una delle zone osservate speciali da Legambiente, questa situazione di inquinamento era stata rilevata anche a maggio nell'ambito del progetto Operazioni Fiumi. 2 punti oltre i limiti di legge devono essere un campanello d'allarme per chi è deputato al controllo e alla gestione della filiera della depurazione della rete fognaria. Bisogna aumentare i controlli e soprattutto, dichiara Martina Palmisano, portavoce di Goletta Verde, sfruttare i ben 22 interventi ammessi a finanziamento dal PNRR proprio per migliorare la depurazione delle acque reflue ed efficientare la rete fognaria. Ma ci sono anche delle buone notizie. Da oggi nei comuni di Caorle e Jesolo, così come negli
negli stabilimenti. Bibione Mare, Consorzio Arenili Caorle, sventola la bandiera Amici delle tartarughe marine. Il riconoscimento nell'ambito di un progetto che prevede il monitoraggio e la tutela dei nidi delle tartarughe assieme ad azioni di informazione d'intesa anche con gli stabilimenti balneari. Allora una brevissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta apriremo anche la pagina politica. Eccoci in diretta, apriamo la pagina politica. Domani a Palazzo Balbi una importante riunione di giunta, perché si dovrà decidere definitivamente sulla questione dell'IRAP, la maggiorazione della tassa sulle attività produttive, la tassa regionale che come sapete ha creato non pochi malumori nelle categorie economiche e anche uno scontro a livello politico all'interno della maggioranza tra Lega e Forza Italia, con le perplessità di Fratelli d'Italia. Quindi domani sapremo poi se saranno confermate le cifre di cui aveva parlato l'assessore al bilancio Francesco Calzavara, ma domani potrebbe essere anche la riunione di giunta decisiva per ufficializzare il nome della sostituta, della successore di Elena Donazzan all'assessorato regionale al lavoro e all'istruzione. E in questi giorni, come sapete, si è fatto a gran voce il nome, che si era già ventilato nelle settimane scorse, della sindaca di Portoviro Valeria Mantovani, in quota ovviamente Fratelli d'Italia, anche se appunto manca l'ufficialità che forse arriverà domani. Vediamo. La polesana Valeria Mantovan, nuova assessora regionale all'istruzione e al lavoro, il veneziano Lucas Pavanetto, capogruppo di Fratelli d'Italia. Nel totonomine, dopo l'elezione all'Europarlamento di Elena Donazzan e Daniele Polato, l'accordo tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sarebbe stato raggiunto. Decisivo un incontro nella capitale che avrebbe sbloccato l'impasse delle ultime settimane. Nulla ancora di ufficiale. Zaia aveva detto che per Ferragosto si sarebbe sciolta la riserva. Martedì è in programma la prossima riunione di giunta che forse potrebbe vedere la nomina della sindaca di Portoviro, ma siamo nel campo delle ipotesi. La diretta interessata dice di non sapere ancora nulla e che ogni commento al momento è prematuro. Di ipotesi fantasiose parla Lucas Pavanetto. Sono ricostruzioni, secondo me, che possono avere anche una logica all'interno dei partiti, però in questo momento quello che leggo per me è pura fantasia, nel senso che la premier Meloni insieme al presidente Zaia decideranno il nome del nuovo assessore che sostituirà Elena Donazzan, volata in Europa, e solo loro due decideranno questo. Naturalmente sentito il coordinatore regionale del Veneto, che è il senatore Luca De Carlo, e quindi noi aspettiamo questa nomina che dovrebbe arrivare la prossima settimana. E sulla questione del capogruppo, Pavanetto tiene a precisare che non si tratta di nomina. Il capogruppo è eletto tra i consiglieri regionali, quindi all'interno del gruppo consigliare, quindi anche per rispetto di questi non è una nomina ma è un'elezione interna che può avere sicuramente delle logiche di equilibri e quant'altro, però dall'altra parte, ripeto, spetta ai consiglieri regionali. E poi c'è la questione dell'autonomia, del referendum abrogativo della legge Calderoli. Come sapete sono state superate le 500.000 firme, in contemporanea poi invece sono stati allestiti, sono già partiti i gazebo della Lega e anche di Fratelli d'Italia per spiegare a tutti la bontà invece della legge Calderoli. Il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin ribadisce che dovesse passare il referendum abrogativo non avrebbe altro risultato se non quello di spaccare l'Italia e soprattutto di dare nuovo slancio all'indipendentismo. È anche stimolante e stuzzicante questo aspetto delle firme per il referendum. Il percorso sull'autonomia è un percorso che è partito da distante, che è partito, devo dire ed essere sincero, da una raccolta firme che fanno i movimenti indipendentisti, in particolare Indipendenza Veneta, per la raccolta di firme per portare un referendum sull'indipendenza del Veneto. La Regione poi ha preso in mano questa situazione, è stato deciso che il referendum che poteva
poteva essere celebrato era quello sull'autonomia. È stata fatta finalmente la legge sull'autonomia e ora si sta andando a spiegare ai cittadini. Per quanto riguarda la raccolta firme del referendum, dico che è una cosa abbastanza stuzzicante, perché intanto voglio vedere se effettivamente viene dichiarato ammissibile, perché comunque è un collegato alla finanziaria e storicamente i collegati alla finanziaria non sono mai stati oggetto di referendum. Però poi radicalizzerà le posizioni, perché creerà le tifoserie tra chi è a favore dell'autonomia e chi è contro l'autonomia, e questo aprirà uno spazio enorme, in particolare in Veneto e nel nord-est, per tutti quei movimenti indipendentisti. Lo Spacca Italia sarà il referendum. Se dovesse essere approvato e passare l'abrogazione della legge sull'autonomia, io sono convinto che tutti quelli che sono i movimenti indipendentisti in Veneto ritroveranno forza. Da Treviso a Venezia, o meglio a Mestre, anche sabato scorso, come ogni sabato, si è rinnovato il presidio davanti al municipio, sede dell'ultimo infuocato, lo ricorderete, il Consiglio Comunale straordinario con il sindaco Luigi Brugnaro presente, presidio nel quale si continuano a chiedere le dimissioni del sindaco e dell'intera giunta per l'inchiesta Palude. Vanno previste periodiche assemblee di quartiere, sestiere, in cui la popolazione possa esprimere idee, proposte, critiche sui principali problemi della zona della città. Questo sindaco non fa discutere neanche il Consiglio Comunale. Questo comune, prima di tutto, serve democrazia, serve che i cittadini partecipano, e noi ci siamo sempre strappati la partecipazione, che partecipano e che vengano ascoltati. In questa stagione burrascosa per l'amministrazione comunale veneziana, Via Palazzo è ormai un po' quasi come l'angolo degli oratori di Londra, il cosiddetto Speaker's Corner, dove dal 1866 ogni domenica mattina chi lo desidera può prendere la parola. A Mestre l'appuntamento è di sabato mattina ed è nato per chiedere un passo indietro al sindaco dopo lo scoppio dell'indagine che ha travolto il comune di Venezia, ma si intitola In attesa delle dimissioni, quale città vogliamo? Ed è quindi diventato anche luogo di confronto e dibattito. Non tutti ci mettono la faccia, ci mettono il cartellone, il volantinaggio, siamo molti di più, bisogna cercare di coinvolgere ancora di più i vicini di casa, gli amici, i parenti e tutti per parlare. Dobbiamo recuperare sicuramente case, alloggi che sono stati sottratti alla residenzialità. Il trasporto pubblico locale è anche in una situazione tragica, si continuano a tagliare servizi, a peggiorare la situazione. Strade che non sono sicure, prive di marciapiedi, prive di illuminazione, prive di parcheggi. Il ticket, come dicevo prima, nasconde all'opinione pubblica il disegno preciso di controllo sociale che è nella Smart Control Room. Il presidio al municipio di Mestre dovrebbe saltare la settimana di Ferragosto per tornare sabato 24. Certo è che dopo la grossa mobilitazione per il Consiglio Comunale straordinario del 2 agosto, la città sembra aver aumentato il desiderio di partecipazione al dibattito pubblico. Qui comunque c'è un indirizzo preciso, le dimissioni del sindaco. Noi non ci fermiamo qui, noi vogliamo andare avanti. Da Mestre, dalle polemiche di Mestre alle polemiche di Bassano di tutt'altra natura, il caso dell'Eco Piazzola di San Vito diventa un caso politico. Roberto Campagnolo risponde al sindaco Nicola Finco e mostra una delibera nella quale si parla del progetto con i nomi degli assessori dell'attuale amministrazione. Questa è la delibera che ha e che determina l'intervento a San Vito. Le delibere sono degli atti pubblici importanti, allora questa è stata sottoscritta anche da 3 degli attuali assessori della giunta di Nicola Finco, le date di riferimento sono 3/2024 e tutte le altre date degli atti delibere di giunta comunale a cui si riferisce questa delibera sono tutte del 2023-2024. Non ci sta Roberto Campagnolo a sentirsi dire dal sindaco Nicola Finco di aver dormito per anni mentre il progetto dell'Eco Piazzola di San Vito andava avanti. Non ci sta, tira fuori le carte e sottolinea che 3 degli assessori dell'Era Pavan che hanno varato la parte comunale del progetto sono presenti anche nella compagine di Finco. E per rispondere a chi dice che la faccenda affonda le proprie radici nel suo mandato da assessore, Campagnolo ricostruisce il film dell'Eco Piazzola,
le proposte fatte allora erano state fatte e riguardavano diverse aree del nostro comune, quindi non solo San Vito, 25 aprile, Rondò Brenta dove è stato realizzato, ma anche il centro storico. Ci sono stati 2 anni di discussione con i cittadini. In questi 2 anni, là dove ci hanno detto di no, abbiamo semplicemente cestinato, non messo in un cassetto la proposta. Qualcuno potrebbe chiedersi quindi cosa abbia decretato un cambio di passo così deciso in un progetto fermo da anni. Ci sono state delle proposte che sono arrivate alla fine del mandato Pavan, all'attuale giunta, all'ex sindaco. Questi le hanno ricevute da EITRA, dal Consiglio del Bacino, non si sono chiesti come mai 10 anni fa qualcuno a queste proposte aveva detto di no, le ha mandate avanti come fosse la cosa più bella del mondo, gestita con qualche presidente di quartiere più amico che presidente di quartiere, che allora invece non era così amico ed era contrario a queste iniziative, e insomma l'hanno portata avanti così e il risultato è quello di oggi. Insomma, l'ecopiazzola di San Vito è destinata a spaccare la città e Campagnolo mette sul piatto un invito per il sindaco e per EITRA. Aveva detto che avrebbe incontrato i cittadini di San Vito, questo non è avvenuto, quindi lo invito a farlo, invito il sindaco a farlo il prima possibile, invito anche EITRA, visto che adesso c'è una pausa rispetto all'avvio dei lavori dovuta a Ferragosto, magari al presidente di EITRA di sentire quello che può essere un gruppo di rappresentanti dei cittadini di San Vito e parlare con loro per spiegare com'è la situazione. Restiamo a Bassano per parlare delle segnalazioni dei cittadini di erba alta nei parchi con la risposta dell'assessore all'ambiente Andrea Viero. Erba alta nei parchi e nelle aiuole pubbliche, un fenomeno accentuato dalle recenti piogge a cui l'amministrazione comunale di Bassano sta facendo fronte. Intanto sono molte le segnalazioni di cittadini che lamentano mancata cura del verde e noi le abbiamo portate direttamente all'attenzione dell'assessore Andrea Viero. Innanzitutto benvengano le segnalazioni che insomma in qualche maniera cerchiamo sempre di gestire. È anche vero che è stata un'estate un po' anomala, un giugno-luglio a volte un po' ballerino, un'esplosione di caldo incredibile che poi incentiva anche la crescita delle erbacce, come per esempio la sorghetta che praticamente cresce a vista d'occhio. È anche vero che insomma in questo periodo sono partiti i tagli dei bordi stradali e come sempre insomma si cerca di gestire al meglio anche i parchi pubblici. Ma oltre all'erba alta c'è anche il pericolo zecche? Viero fa chiarezza a riguardo. Da questo punto di vista la situazione è sicuramente sotto controllo, insomma viviamo un centro cittadino, un po' difficile poi che nei nostri parchi pubblici si manifestino casi di zecche, però effettivamente poi chi usufruisce del verde pubblico deve stare attento anche a queste situazioni. Il verde pubblico è gestito in parte dalla nostra partecipata SIS che con le proprie squadre appunto gestisce la maggior parte dei parchi, i bordi stradali eccetera, e poi ci sono anche degli appalti esterni sempre a ditte specializzate per la cura del verde, quindi benvengono le segnalazioni da questo punto di vista perché poi ci permettono di calibrare il tiro e di spostare eventualmente le squadre, cerchiamo insomma di essere sempre operativi al 100%. Ancora Bassano e Bassanese, ma parliamo di sanità. Consegnata a Pedemontana Emergenza una nuova ambulanza. La notizia è positiva per i servizi sanitari, ma non mancano le criticità legate al personale e alle spese per i veicoli. Costa quasi 100.000 euro la nuova ambulanza consegnata ai volontari di Pedemontana Emergenza e al personale sanitario in servizio al SUEM di Pieve del Grappa. Nella sede di Crespano sono in servizio un'auto medica e 2 ambulanze che nel 2023 hanno svolto ben 4.000 interventi percorrendo quasi 150.000 chilometri. Purtroppo siamo lontani dagli ospedali, quindi i mezzi devono compiere mediamente un 50-60 km a missione. I mezzi sono molto sollecitati considerando anche gli oltre 4.000 chilometri per interventi sulle strade del Monte Grappa. Qui ai margini nord-occidentali della provincia di Treviso il problema è la distanza. Qual è l'ospedale meno lontano? L'ospedale meno lontano paradossalmente per questa zona sarebbe Bassano, però non possiamo usufruirne. Il nostro ospedale di riferimento è comunque Castelfranco Veneto per la zona di Pieve del Grappa. Sono circa 25 km da dove ci troviamo adesso, dalla piazza di Crespano, quindi solo andata e ritorno sono circa 50 km. Un tempo medio di impiego dell'ambulanza di quasi un'ora. Le criticità del momento sono soprattutto legate all'aspetto finanziario, perché Pedemontana Emergenza ha in essere una convenzione con OLS 2, ma è una convenzione che risale al periodo pre-Covid e ad oggi con gli aumenti che ci sono sicuramente dal punto di vista economico dovrà essere rivista.
Al costo crescente del carburante si somma quello dell'assicurazione dei veicoli, che passerà da 22.000 a oltre 70.000 euro all'anno. I mezzi però servono anche per l'invecchiamento della popolazione. La stessa Regione conferma anche in prospettiva la carenza di medici e soprattutto infermieri, lodando pubblicamente il ruolo del volontariato definito fondamentale per garantire la sicurezza. Sicuramente è importante il mezzo, sicuramente è importante il personale e i volontari di Pedemontana Emergenza, ma altrettanto importante la dichiarazione dell'assessore Lanzarin, che ha annunciato appunto in arrivo a breve la delibera che va a stabilire un punto di primo intervento qui a Pieve per trattare tutti quei codici bianchi che diversamente sono costretti oggi a recarsi agli ospedali. Restiamo in tema di sanità con l'appello dell'Avis provinciale di Treviso alla donazione di sangue per non far mancare l'approvvigionamento nelle settimane clou dell'estate in cui i donatori si assentano per le vacanze. La sacca che io oggi vado a donare potrà entrare nel circolo della disponibilità, diciamo, per quanto riguarda l'ULSS circa 15 giorni dopo, quindi diciamo che fino a metà settembre saremo in queste condizioni, non dico di emergenza ma di attenzione particolare per quanto riguarda appunto la disponibilità. La guardia, quando si parla di disponibilità di sangue, non va abbassata mai, ma di certo non in questo periodo. Non partite per le località di villeggiatura senza aver donato, è stato l'appello dell'Avis a donatrici e donatori, perché il bisogno di sangue e plasma per garantire la salute degli ammalati che necessitano di trasfusioni e medicinali plasma derivati in vacanza non ci va. E così pure per chi perde grosse quantità di sangue per traumi o incidenti stradali. Visto che il sangue è un farmaco salvavita, che però ha una durata molto limitata, per dire le piastrine devono essere utilizzate entro 5-6 giorni, quindi è un dono, un farmaco che va sempre rinnovato. Ovviamente in questi periodi in cui giustamente le persone si dedicano a un periodo di ferie, non vorremmo trovarci poi in difficoltà. Dal monitoraggio mensile condotto dall'Avis provinciale di Treviso, i gruppi sanguigni di cui c'è urgente bisogno sono A positivo, A negativo e B negativo. Risultano scarse le scorte di 0 negativo, 0 positivo e B positivo. Stabile invece la presenza di AB negativo, in eccedenza la disponibilità di AB positivo. Per facilitare la donazione, oltre alla consueta prenotazione telefonica allo 0422 40 50 77, i donatori possono programmare l'appuntamento tramite la app AvisNet, scaricabile gratuitamente online e già disponibile per i donatori dei centri trasfusionali di Treviso, Castelfranco, Montebelluna e Oderzo. A settembre diventerà operativa anche per i CT di Conegliano e Vittorio Veneto e quindi tutti i donatori avranno la possibilità in autonomia di poter prenotare la propria donazione per tipologia e anche per orario a loro confacenti. Allora abbiamo visto che l'allarme deriva dal fatto che molti vanno in vacanza, molte persone, anche molti donatori. Torniamo allora a parlare, siamo quasi in chiusura, di vacanze, di vacanzieri. Vediamo due servizi. Il primo riguarda i tantissimi turisti che hanno scelto Bassano anche solo per un passaggio sul ponte, e molti non c'erano mai stati, e poi a Treviso un po' il vox, diciamo, tra la gente e i loro pareri su dove andranno in vacanza, soprattutto in questa settimana, e spicca la prenotazione last minute. Vediamo i servizi. Da oggi siamo finalmente in ferie con la mia famiglia, mi hanno raggiunto a Vicenza e quindi come prima tappa abbiamo deciso di venire a Bassano del Grappa, che è oltre le aspettative, veramente oltre le aspettative. Non la conosceva? No, avevamo visto una puntata di Masterchef circa 2 anni fa, sì, 2 anni fa, eravamo rimasti colpiti. Tieni papà, tieni, reggi tu. E quindi ho detto siamo qui a Vicenza, quindi è molto vicino e ne abbiamo approfittato. Sul Ponte degli Alpini, impossibile non trovare gli alpini. Da dove venite? Reggio Emilia. Non la prima volta immagino qui a Bassano. No, siamo andati anche per la donata. Eh sì, bisogna, la donata guai, poi come qua, o no? Certo, Bassano. Abbiamo fatto tutti in gattoni questo ponte. Che ricordi ha lei di questo ponte? Belli. Eravamo venuti alla donata nel 2008, poi sono tornati diverse volte qua. 2 milanesi a Bassano,
come trovate la città? Bella, molto bella, devo dire mai stata, conoscevamo le grappe più che altro perché noi abbiamo un ristorante, quindi vendiamo parecchia grappa, ma non eravamo mai stati qua e siamo capitati, stiamo andando in Friuli in realtà, quindi è stato un punto per pranzare. Sue impressioni? È una bella cittadina. Bella, pulita, tenuta bene. Ci sono tanti turisti ed è bello questo. Siamo della provincia di Arezzo, di San Sepolcro, eravamo in vacanza a Folgarida, 3 chilometri dal centro, eravamo un gruppo di oltre 100 persone e quindi rientrando a casa abbiamo deciso di passare per Padova per evitare praticamente un po' di traffico e ci siamo fermati a Bassano. Da dove venite? Provincia di Monza. Bassano per la prima volta o è un ritorno? Prima volta bellissima, affascinante, molto bella. Non ci eravamo mai stati, veramente merita molto. Siamo rimasti stupiti proprio dal Veneto. Siamo arrivati da Caorle, gente veramente gentile, ospitale, città pulita. Sono rimasta davvero contenta di essere venuta in vacanza qui da voi. Un po' di giorni in famiglia, 2 settimane al mare e andiamo a trovare anche dei parenti giù al sud. Dove ha cercato le strutture? In internet, su Booking e altri siti. Ferragosto alle porte, in tanti stanno preparando le valigie in questi giorni. La destinazione è scelta online, comodamente da casa, seduti sul divano con il cellulare o il personal computer alla mano. Insomma, le vacanze sono sempre più fai da te, anche per i trevigiani. Per comodità, semplicemente per questo. Col computer ho guardato, analizzato gli hotel più interessanti, una cosa molto semplice. Applicazioni e basta. L'agenzia no, quest'anno ci siamo rifatti all'online a qualche offerta, magari passando e vedendo il cartello e poi insomma contattando il privato, ecco. Anche lei va online? Sì, assolutamente, o per conoscenze già precedenti o online. È comodissimo, risparmia anche qualcosina. Esperienza personale, siamo stati là su quel posto tanti anni fa, ci siamo trovati bene e quindi si ritorna là. Quindi le avete trovate autonomamente, insomma? Certo. Sì, certo. In tanti denunciano prezzi a rialzo quest'anno. Austria, Germania e paesi dell'est sono tra i preferiti. Regge ancora la Croazia. Parto per Vienna perché abbiamo trovato un'offerta, però le altre mete... Online? Sì, altrimenti i prezzi sono altissimi. Come si organizzano le vacanze oggi? Online. Io me le organizzo fai da te, mi informo, cerco di capire e scegliere in base ai miei gusti. È già andata? No, vado a settembre. Est. Sì, abbiamo guardato in internet. Abbiamo scelto l'Austria perché l'Italia ormai è troppo cara, quindi speriamo di trovare un po' di fresco. Uno sguardo ai prezzi online anche per realizzare che non ce lo possiamo permettere, così quest'anno sono molti i trevigiani che resteranno in città. Io ho speso tutto nell'affitto, quindi questa è stata la scelta per quest'anno. E sceglierai qualche giornata mordi e fuggi, magari a Jesolo, magari al mare o in montagna, quello sì, però in vacanza quest'anno no, niente. In vacanza, non in vacanza, un po' tutti si sono goduti le Olimpiadi di Parigi 2024 che si sono chiuse ieri. 10 le medaglie arrivate dal Veneto, dagli atleti veneti, 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi. L'oro, uno degli ori più belli che ha portato medaglia anche al Veneto, è stato quello di ieri con la vittoria dell'Italvolley femminile di Julio Velasco con la grandissima Paola Egonu nella finale appunto per l'oro contro gli Stati Uniti, e c'era molto Veneto in questo oro. Palla per Thompson, palla fuori! La veneta Paola Egonu, padovana di Cittadella, le giallo-blu dell'Imoco Volley, Mochi De Gennaro, Sara Affar, Marina Lubian, ma l'elenco delle neocampionesse olimpiche di pallavolo passate per Conegliano è molto più lungo. Un'esplosione di gioia l'oro di Parigi nel volley femminile per il Veneto e la Marca Trevigiana, che rimasta orfana della Sisley Volley dei fenomeni si è lasciata travolgere dalla bravura, dall'energia e dai successi entusiasmanti inanellati dall'Imoco ai vertici del campionato più bello del mondo e ora sul gradino più alto del podio olimpico con le sue giocatrici simbolo di ieri e di oggi.
Ma oggi è un risultato che fa la storia della pallavolo, fa la storia dello sport italiano e credo che sia un risultato giusto per tanti, per Velasco che non aveva mai vinto una medaglia d'oro, per De Gennaro che fa una carriera straordinaria e rientra in nazionale da protagonista, per Silla, per Egon, per Sara Far, per tutte le sorelle d'Italia che portano in alto la grande pallavolo italiana. Al fianco di Julio Velasco il trevigiano d'adozione Lorenzo Bernardi, e sono emozioni fortissime anche per chi al Palaverde ci andava a vedere gli oro granata targati Benetton, perché quell'oro inseguito e sfuggito di pochissimo alla fine è arrivato anche per lui, eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo insieme proprio a Karch Kirali, che in finale a Parigi siede sulla panchina opposta. Niente sembra accadere per caso e sul punto del 3-0 per le azzurre è impossibile non essere sommersi da un'esultanza irrefrenabile. A Parigi sul podio c'è la storia passata, presente e futura della pallavolo trevigiana. Come Prosecco d'Occhi Moccavoli possiamo solo che esserne orgogliosi e non vedere l'ora di riabbracciarle tutte e di rivederci al campionato del prossimo anno. Forza Italia, Forza Azzurre. La soddisfazione di Garbellotto, insomma c'è molto anche dell'Imocco Volley Conegliano in questa strepitosa vittoria, basti pensare a Monica De Gennaro. Forse chissà, c'è qualche futuro oro olimpico tra i 70 ragazzi trevigiani che si sono impegnati nel progetto Ci sto a fare fatica, promossa dalla cooperativa Chiricu. Siamo sempre della marca trevigiana, sicuramente non manca la voglia di fare, sono stati impegnati in lavori di recupero e pulizia per promuovere la cittadinanza attiva dei residenti più piccoli. Panchine, parchi, sottopassi ridipinti, pareti risistemate, staccionate di Treviso rinnovate da 70 ragazzi dai 14 ai 19 anni del progetto Ci sto a fare fatica. Dal 17 giugno al 26 luglio 980 adolescenti attivi in tutta la Marca, coinvolti ben 33 comuni grazie al coordinamento della cooperativa Chiricu, si sono dedicati a lavori di cura dei beni pubblici nel proprio comune di residenza. 226 panchine sistemate, 68 parchi e giardini ripuliti, portabici, scuole, porte degli stadi sono solo alcuni dei numeri di un progetto che ha incassato risposte molto positive dai giovani coinvolti. E quest'anno per la prima volta anche il comune di Treviso ha partecipato, mettendo in campo oltre a 2 tutor e 24 tuttofare anche alpini, protezione civile, Confartigianato ANAP e cittadini volenterosi. Tanti lavori, tanta voglia di stare insieme, i ragazzi hanno sviluppato competenze, acquisito competenze, ma anche sviluppato relazioni sia tra di loro sia relazioni intergenerazionali con tutti i volontari. Ringrazio gli alpini, la protezione civile, i pensionati della Confartigianato che veramente si sono spesi e si sono appassionati ai ragazzi, e questo a dimostrazione che i ragazzi, quando gli diamo delle opportunità, rispondono presente e ci stanno a fare fatica. Ho sentito poi le testimonianze anche dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e la loro soddisfazione proprio nel mettersi in gioco come gli adulti, pulire e sistemare beni collettivi, nel sentirsi partecipi e protagonisti a loro modo nella costruzione delle proprie città. Un successo strepitoso, quello raggiunto nel capoluogo, tanto che non si è riusciti ad accogliere tutti i ragazzi, ma per il prossimo anno l'amministrazione conferma che stanzierà maggiori risorse. Conferma che i giovani hanno voglia di essere positivi ed essere parte attiva della città e sono comunque la maggioranza, come ama ribadire il sindaco. Questi 70 ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica hanno dimostrato che i giovani sono la soluzione e non il problema, perché se noi analizziamo anche i numeri sono molti di più i ragazzi che regalano grandi soddisfazioni alla comunità da un punto di vista del volontariato, da un punto di vista sportivo, culturale, sociale, quindi noi dobbiamo aver fiducia dei ragazzi. Poi è ovvio che chi sbaglia deve pagare, ma devono pagare i giovani così come gli adulti. Complimenti a questi ragazzi, grazie davvero per il loro impegno e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.